Penso che sia una giornata particolare e soprattutto importante per tante persone che durante la loro carriera scolastica hanno svolto il ruolo di assistente amministrativo e facente funzione in quello di SGA e finalmente vedono coronarsi un sogno, quello della stabilizzazione nella loro funzione definitiva. Eccoli in attesa della chiamata davanti all'ufficio scolastico regionale di Mestre alcuni dei quasi 150 nuovi direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole venete, i cosiddetti DSGA. Altri all'interno dell'edificio stanno già firmando i documenti d'assunzione. Nel suo ufficio il direttore generale Marco Bussetti esprime soddisfazione assieme ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, ANI e FESNALS. Per la scuola in Veneto è importantissimo perché noi abbiamo posti vacanti da funzionari ex DSGA, quindi i direttori amministrativi della scuola, abbiamo circa 260 posti vacanti e stamattina possiamo nominare 143 nuovi direttori amministrativi che finalmente troveranno la stabilizzazione. Queste persone sono quelle che collaborano direttamente con i dirigenti scolastici e garantiscono tutta quella parte amministrativa che a volte viene spesso trascurata, no? Si tende sempre più a guardare il rapporto discente-docente, ma che invece attraverso il loro lavoro garantisce l'avvio corretto dell'anno scolastico. Da un lato c'è quindi la soddisfazione personale e professionale di uomini e donne che vedono stabilizzata la propria situazione lavorativa, dall'altro un robusto rafforzamento dei servizi negli istituti scolastici della regione. È definita una giornata per certi versi storica. Sì, direi storica anche perché sembra che il Veneto sia la prima regione a farlo in Italia. Penso che tutte le altre regioni italiane seguiranno il nostro percorso, ma in questo momento sono anche abbastanza orgoglioso per tutto il lavoro che l'ufficio è riuscito a realizzare e voglio ringraziare le organizzazioni sindacali e tutti i miei collaboratori per essere arrivati a questo successo.